ci hanno detto che ormai fra un po' ci dovremmo chiamare provincia di Sassari, noi ci continueremo a chiamarci provincia di Olbia Tempio. Per quanto ci riguarda una giornata importante, insediarsi, questo è il quarto insediamento che facciamo. Ci sono alcuni amici che ci hanno accompagnato, perciò un po' di vecchietti, assieme alla segretaria, al dirigente Manca, assieme alla signora Rita Ida e sto parlando. Poi piano piano ci rodiamo, ci mettiamo naturalmente un pochino più... Scusatemi, però non ci voleva. Dicevo che il quarto insediamento è un grande onore per me essere qui e essere stato chiamata ancora una volta a rappresentare la nostra comunità. L'ho sempre detto, essere sindaci della propria città è la cosa più bella e più forte che un essere umano possa vivere in questi momenti. Cercheremo e continueremo a lavorare così come sempre abbiamo fatto, con determinazione, con trasparenza. Noi siamo abituati alla trasparenza, siamo abituati a fare le cose alla luce del giorno, vogliamo confrontarci. Abbiamo detto durante tutta la campagna elettorale che per noi era importante il confronto chiaro, alla luce del sole, fatto di rapporti diretti tra le persone, cercando di mettere da parte tutti i momenti difficili che abbiamo passato e soprattutto i momenti di attrito, anche di grossa contrapposizione partitica e politica. Da oggi la nostra città ci chiede di stare tutti uniti, tutti assieme, pur nelle diversità di appartenenza, però lavorare molto in favore della nostra comunità, ma lavorare molto non soltanto perché ciascuno di noi possa avere l'opportunità di bearsi di aver fatto questo o quell'altra cosa, lavorare molto per dare risposte in tempi rapidi e soprattutto salvaguardare quello che è il bene più importante di Olbia, la vita e la qualità della vita dei nostri concittadini. Dovremmo lavorare tanto, abbiamo su certi argomenti visioni molto diverse, ci siederemo e ci confronteremo per sapere quale sarà la scelta migliore da fare. Io penso col dialogo e con il confronto tutti assieme riusciremo in questa importante battaglia di democrazia. E dico battaglia perché quando ci si siede poi magari possono aumentare i toni del confronto, ma le battaglie non sono guerre. Fatto e deciso quello che dobbiamo fare, poi ci si dimentica e si va avanti e si guarda e si cerca di risolvere un'altra cosa. Vorrei riconquistare la mia comunità, riconquistare tutti coloro i quali non hanno votato per noi, la fiducia dei nostri concittadini, tutti quelli che hanno votato per Carlo. E ringrazio Carlo per avermi chiamato quella notte, per avermi mandato quel messaggio la notte facendomi complimenti. Io l'ho immediatamente richiamato. Da noi la gente si aspetta molto, da noi la città si aspetta che piuttosto che far valere i principi di appartenenza politica ci si confronti per fare le cose, dare risposte in termini immediati e soprattutto far finta, se così si può dire, che ciò che è stato possa essere dimenticato in tempi brevi. Dico queste poche cose per non allungare molto il discorso, impegnandomi, così come ho fatto, a soddisfare tutti quei punti del programma che abbiamo presentato ai nostri elettori. Tutte quelle cose che abbiamo detto
per le quali ci saremo impegnati di portare a termine, noi abbiamo già iniziato a farle e continueremo. Da oggi che si è insediato il Consiglio Comunale abbiamo la parte più importante della vita politica della nostra città, la più alta assise comunale, che dovrà decidere se le proposte fatte dalla giunta comunale o fatta dal singolo assessore o anche dal sindaco siano delle cose che possono andare bene all'intera comunità. Ci confronteremo e vogliamo confrontarci non soltanto con i singoli concittadini, ma con le associazioni, con i rappresentanti sindacali, con i rappresentanti di categoria e datoriali. Vogliamo che la scelta fatta prima di arrivare in Consiglio Comunale sia scelta consolidata tra la gente e con la gente. Alcune cose abbiamo avuto modo già di farle in questi pochi giorni, all'indomani del 20 di giugno. Io non penso che per far bene ci sia necessità di dover approfondire oltremodo le questioni, di perdere tempo magari fare riunioni su riunioni tanto per dire che abbiamo discusso a fondo la problematica. Ci si siede, si discute, però ci si alza avendo chiare le idee e soprattutto proponendo una delibera, che sia una delibera di giunta o una delibera di consiglio comunale come in questo caso, che possa permettere a tutti noi di dare risposte alla nostra gente. Verremo chiamati rapidamente a dover decidere su questioni che riguardano il lavoro, la disoccupazione. Abbiamo la grave crisi di Meridiana, abbiamo la grave situazione sanitaria nella nostra città, abbiamo soprattutto la grave questione relativa alla mancanza di lavoro e l'enorme disoccupazione, senza poi dimenticare la madre di tutti i problemi della nostra città, il problema della risoluzione del rischio idrogeologico. Su quelle cose ci confronteremo, andremo avanti e io spero che il contributo che ciascuno di noi potrà dare e saprà dare servirà per dare una risposta concreta ai nostri concittadini. Tutte queste deleghe sono state date perché abbiamo, così come prevede la legge, abbiamo assolutamente bisogno di lavorare in fretta. Soltanto dopo alcuni giorni ci siamo insediati, abbiamo provveduto a fare una variazione di bilancio, se piccola anche di entità, 100.000 euro di variazione di bilancio per quanto riguarda la messa a norma dello stadio Bruno Nespoli, in modo da dare l'opportunità alla squadra del calcio, all'Olbia Calcio, di poter partecipare sempre seguendo gli atti amministrativi che erano stati già fatti dalla precedente amministrazione con una variazione di bilancio per 50.000 euro, per dare l'opportunità all'Olbia Calcio di poter essere iscritta alla Lega C professionistica. L'amministrazione pubblica è una cosa che continua nel tempo, bisogna avere il coraggio di portare avanti le iniziative che a noi sembrano utili per la comunità. Non si blocca una cosa buona, ben fatta, soltanto perché non appartiene al nostro modo di vedere le cose. Si blocca una cosa se per quanto ci riguarda non è ben fatta. Mentre tutte le cose ben fatte e tutti i progetti fatti bene e che sposeremo e che riproporremo saranno portati avanti anche se iniziati con le precedenti e non naturalmente perfezionati con la precedente amministrazione. Devo dire che avevo promesso alla mia comunità che all'atto dell'insediamento nella prima giunta comunale avremmo fatto delle cose. Abbiamo provveduto ad emanare quell'ordinanza che riguarda l'estensione della musica, lo abbiamo fatto, mi sono dimesso naturalmente alcuni giorni fa dalla carica di deputato perché ritengo che lavorare per la propria città sia molto più onorevole e soprattutto dia l'opportunità a chi fa questa scelta
di poter lavorare concretamente per la propria gente. Abbiamo provveduto a mettere a norma, forse un luogo simbolo della nostra città. Per molti sembrava una fesseria, ma con pochissime migliaia di euro abbiamo ridato acqua alla fontana di Piazza Matteotti, abbiamo rimesso a dimora le piante, abbiamo messo a posto e metteremo a posto l'illuminazione, ma appena la prossima settimana ci verrà data l'opportunità di dare l'opportunità di avere in casa il collaudo dei lavori del centro storico. Abbiamo provveduto oggi con una delibera, con un'ordinanza, a chiudere finalmente il traffico nella via Tramontana, che è la via che costeggia la spiaggia di Pittulungo, così come abbiamo provveduto a chiudere tutta quella parte dello squalo da dove le macchine si parcheggiavano, dando enorme disagio a chi andava a farsi il bagno. Sono piccole cose che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il ritiro vi ricordate il ritiro delle 3 delibere, il ritiro del piano di utilizzo dei litorali, il ritiro della delibera dei DEOS, il ritiro della delibera nella prima seduta del Consiglio Comunale, il ritiro della delibera del piano Mancini. Ebbene, la delibera per quanto riguarda i DEOS abbiamo fatto la riunione con gli esercenti e con i rappresentanti categoria del centro storico, e abbiamo deciso di apportare delle modifiche a quel piano, non ritirarlo e ripresentarlo da capo, ma abbiamo trovato l'accordo, perché noi dicevamo sempre che quell'accordo non era stato fatto non era stato fatto in accordo con gli esercenti del centro cittadino, per cui andava ritirato. Abbiamo trovato l'accordo, risparmiamo tempo, diamo tempo agli esercenti di mettersi in regola entro il 30 di maggio del 2017, e penso che così, con le modifiche che dovranno essere apportate, naturalmente non può essere la Giunta, ma dovrà essere prima un regolamento che dovrà essere visto e deliberato e perciò licenziato dalla commissione competente e poi licenziato da questo Consiglio Comunale, così come la delibera sul piano di utilizzo dei litorali. Ci sono molte cose da rivedere, abbiamo già trovato un buon accordo, abbiamo sospeso la delibera numero 160 del maggio del 2016 e abbiamo concordato di portare in commissione la modifica del piano di utilizzo dei litorali, così come avevamo promesso, e poi riportarla in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il cosiddetto piano Mancini, abbiamo fatto una scelta, facciamo una scelta, che naturalmente quella scelta dovrà passare in commissione e dovrà ritornare qui in Consiglio Comunale. Abbiamo detto due cose: noi siamo contrari a quel piano perché riporta tutta l'acqua in città, noi abbiamo bisogno di confrontarci naturalmente con i nostri concittadini, chi ha creato un movimento di opinione, chi ha fatto anche delle ipotesi diverse da quelle dello stesso incaricato professor Mancini. A breve ci riuniremo in un'assemblea importante alla quale parteciperanno naturalmente tutti i consiglieri comunali che vorranno partecipare, l'amministrazione comunale, parteciperanno i cittadini, gli esperti del settore sia locali che regionali, che nazionali, che anche di rilievo internazionale. Vogliamo la scelta migliore per la nostra città, non riteniamo che sia utile avere un'unica idea, e allora penso che in tempi brevissimi riusciremo, anche mentre alcuni di noi andranno al mare, e noi lavoreremo per cercare di risolvere quel problema importantissimo per la nostra città. Però suddividiamo in due le cose. Da una parte andiamo avanti con le cosiddette opere improprie, perciò abbiamo dato mandato ai dirigenti competenti perché procedano all'ultimazione dei progetti, mandino in appalto quella parte che può essere mandata in appalto per la demolizione di quelle opere che creano strozzature e impedimento al regolare del flusso
regolare il deflusso delle acque e dei canali nella nostra città. Abbiamo fretta, vogliamo fare in fretta e per quanto ci riguarda riusciremo a fare in fretta con l'aiuto di tutti, senza strumentalizzare niente, ma pensando soprattutto al bene della nostra città. Di queste cose abbiamo già avuto modo già di parlare sia col Presidente Pigliaro che con lo stesso Ministro delle Infrastrutture, così come con l'assessore regionale Maninchetta, con l'aiuto di tutti. Io penso che riusciremo in tempi brevi ad avere un'idea chiara, portare avanti idee ben precise. E sappiamo una cosa: deciderà il Consiglio Comunale. Deciderà il Consiglio Comunale dopo che avranno deciso assieme ai tecnici anche i nostri concittadini. Quella famosa consulta che avevamo detto che metteremo su per confrontarci, lo faremo realmente e pensiamo che in tempi brevi verrà portata a termine anche questa importantissima problematica che attanaglia la vita quotidiana dei cittadini di Olbia. L'ultima cosa che volevamo fare, che abbiamo detto già al primo Consiglio Comunale, dobbiamo dire che naturalmente la variazione di bilancio la fa il Consiglio Comunale, deve passare in Commissione Bilancio e costituiremo le commissioni. Spero il Presidente sia così sollecito di farle in questa settimana, e faremo in modo che la variazione di bilancio, per mettere a disposizione dei nostri concittadini, di quelli che hanno perso il lavoro da un anno, da chi l'ha perso da più di un anno, da chi non ha lavorato, o quelli a cui mancano magari 2 o 3 anni per andare in pensione, o meglio ancora chi è portatore di disabilità, dare l'opportunità di avere un piccolo aiuto anche da parte del Comune di Olbia. Ed ecco perché abbiamo dato mandato ai dirigenti di fare una sorta di ricognizione per avere risparmio sulla spesa, e al dirigente competente, assieme naturalmente alla parte politica della Giunta e al Sindaco in particolare, scegliere quale parte e quanta parte di quei capitoli di spesa debbano essere trasportati in questa istituzione del nuovo capitolo, per aiutare, per dare quell'aiuto indiretto alle nostre aziende. Io vorrei lavorare con voi, vorrei lavorare e lavorerò con voi, cercando di essere disponibile, cercando di dire e dare una parola di conforto piuttosto che portarci ad avere degli scontri. Dagli scontri non si guadagna niente, ci si fa male e soprattutto si fa del male alla nostra comunità. Io sono ben predisposto, penso che con la maturità, non soltanto data dall'età, anche se mi sento un ragazzino, sto correndo come un ragazzino e vorrei che questo facessero con tutti gli altri, che penso che la squadra degli assessori già lo sta facendo, i dirigenti stanno correndo molto assieme a noi, anche i consiglieri comunali si mettano a correre per darci quella mano che serve a tutti noi, in maggioranza e opposizione, tutti assieme, per risolvere i problemi della nostra città. Grazie ancora a tutti e buon lavoro a tutti. Grazie, signor Sindaco.